Piazza Marconi ad Agrigento, meglio conosciuta come Piazza Stazione, da un po' di tempo si sperimenta la nuova circolazione. Per tanti mesi già i semafori sono stati spenti, adesso si riparte con una nuova rotonda provvisoria. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di una migliore viabilità e cerchiamo anche, vediamo di superare la problematica dei semafori che, come abbiamo visto nei giorni passati, l'accensione ha creato un po' di ingorghi. Vediamo se questa rotonda sperimentale che ha voluto l'intera amministrazione comunale può superare le problematiche proprio della viabilità. La terremo qualche giorno, vediamo se il traffico sarà più scorrevole, se verrà anche capita dagli automobilisti e poi si deciderà. Con l'eventuale nuova rotonda il traffico potrebbe diventare più scorrevole, potrebbe essere più accessibile il centro cittadino? Ma sicuramente sì, perché i semafori creano delle lunghe code, perché noi ci troviamo in un incrocio con 5 strade e 3 attraversamenti pedonali importanti. Naturalmente levando la segnaletica verticale semaforica e realizzando questa rotonda pensiamo che possa essere più fruibile per per l'intera cittadinanza e naturalmente se la sperimentale funzionerà e sarà positiva, si potrà pensare a realizzare e a portare a buon fine il progetto originale che le Ferrovie di Stato nella ristrutturazione di questa piazza aveva progettato, cioè dovrebbe essere non più una rotonda ma una specie di aiuola ovale a forma quasi di clessidra, perché la piazza è oblunga, in modo sempre da favorire la svolta nella propria destra o della propria sinistra secondo le direzioni dei automobilisti e quindi di creare la fruibilità migliore.